Benvenuti, oggi è domenica 19 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:13 e tramonta alle 17:08. La luna si leva alle 22:47 e cala alle 10:09. Oggi la chiesa celebra San Mario. Il nome Mario deriva dal latino e significa forte, virile. Oggi 19 gennaio è la giornata internazionale della neve, evento ideato dalla Federazione Internazionale dello Sci con la denominazione World Snow Day. L'obiettivo è di avvicinare tutte le generazioni agli sport sulla neve, collaborando con varie società di impianti di risalita e funivie, scuole di sci e snowboard. Ad oggi si sono svolti oltre 4.500 eventi della Giornata Mondiale della Neve, con oltre 2,7 milioni di partecipanti. Il turismo legato alla neve e agli sport invernali rappresenta per molti territori montani un importante introito ed è giusto interrogarsi su quali possano essere nuovi possibili schemi necessari a un turismo a basso impatto ambientale. Un felice compleanno a Raimondo Todaro, che oggi compie 38 anni. Il ballerino catanese ha iniziato a danzare a soli 4 anni e ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali. Ha debuttato in TV come maestro di Ballando con le Stelle nel 2006, vincendo 2 edizioni. Nel 2020 ha curato le coreografie de Il cantante mascherato e nel 2023 ha fatto parte della giuria di Amici di Maria De Filippi. Un caloroso augurio ad Alessandro Haber, che oggi spegne 78 candeline. L'attore e regista bolognese ha iniziato la sua carriera nel teatro sperimentale e ha lavorato con grandi maestri come Bellocchio, Bertolucci, Fellini e Monicelli. Tra i suoi film più noti ci sono Regalo di Natale di Pupi Avati, Amici miei atto secondo di Mario Monicelli e La sconosciuta di Giuseppe Tornatore. Infine auguri a Claudio Marchisio, che oggi festeggia 39 anni. L'ex calciatore torinese ha vestito per 13 stagioni la maglia della Juventus, con cui ha vinto 7 scudetti, 4 Coppa Italia e 3 Supercoppe italiane. Ha anche giocato in nazionale, partecipando a 2 mondiali e 2 europei. Si è ritirato dal calcio nel 2019, dopo una breve esperienza in Russia con lo Zenit. Il 19 gennaio del 1940 nasceva Paolo Borsellino, campione della lotta alla mafia suggellata nel 1986 con il maxi processo di Palermo, che portò avanti a costo della vita assieme al collega Giovanni Falcone, suo amico fin dalla tenera età. Borsellino prese il posto di Falcone come procuratore aggiunto di Palermo nel dicembre del 1991. 7 mesi più tardi, poche settimane dopo l'assassinio dell'amico, trovò la morte in un attentato mafioso eseguito in via D'Amelio, davanti l'abitazione della madre. Ma sapete cos'è un drone? Un drone è una sorta di robot volante. Il più diffuso è dotato di 4 eliche. Di solito viene pilotato tramite telecomando, ma può anche essere programmato per funzionare autonomamente. In molti casi sono dotati di fotocamera perché vengono utilizzati per scattare fotografie o registrare filmati. Ma lo sapevate che nel 2014 un drone ha effettuato una ripresa video mentre veniva catturato in volo da un falco? Buona domenica il 12, oggi una grande novità zodiacale, il sole gioca d'anticipo e si tuffa nell'universo di stelle dell'Acquario. Cosa accade nello zodiaco Ariete? Un solo amico per voi, proprio perché l'Acquario è uno dei vostri migliori amici zodiacali. Ebbene, oggi dal mondo amicale avrete sicuramente un grande applauso. Oggi è una giornata ottima per vivere coralmente i sentimenti, l'amicizia e il gruppo.
Toro, il Sole comincia la sua quadratura annuale dall'Acquario, per cui un sensibile calo di energia per voi Toro, ma potete ben rilassarvi in questa domenica dopo aver ottenuto in questa settimana piena di successi i vostri obiettivi. Gemelli, una bellissima notizia per voi, il Sole è in Trigono, quindi una nuova energia in questa domenica tutta da vivere all'insegna della soddisfazione affettiva e sentimentale. Cancro, il Sole oggi dismette la sua opposizione, quindi tutta una serie di tensioni e di stanchezze che vi hanno attraversato oggi finalmente terminano, quindi siate sereni e godetevi questo momento di calma. Leone, il Sole inizia la sua opposizione annuale dal segno zodiacale dell'Acquario, e è un Sole che perde di energia perché è nel suo regno di esilio e perché non rende al meglio come vorreste. Oggi un po' di confusione e soprattutto quel Plutone che alimenta dentro di voi tutta una serie di sospetti. Vergine, giornata oggi che vede il Sole terminare il suo trigono. Oggi vi salutano sia il Sole che la Luna che escono dalla connessione con i vostri gradi. Cercate quindi di non perdere la direzione, di centrarvi su di voi, anche perché i luminari hanno fatto un ottimo lavoro per farvi capire qual è il problema. Bilancia, una bellissima notizia, il Sole entra in trigono, per cui rinvigoriti di forza, coraggio, energia, capacità decisionale e soprattutto bellezza, proprio perché il vostro segno zodiacale retto da Venere ha deciso in questa domenica di essere molto più splendido del solito. La Luna in serata entrerà nei vostri gradi, quindi preparatevi a una domenica molto mondana. Scorpione, il Sole inizia una quadratura per cui ci sarà un calo di energia, ma soprattutto ci sarà una minore possibilità di manovra, proprio perché gli impegni lavorativi, logistici, familiari e domestici vi terranno da questo momento in poi un pochino più incollati a determinati impegni ai quali dovrete assolvere. Sagittario, ottime notizie, il Sole diventa amico e si pone in una condizione assolutamente dialettica e comunicativa, è proprio dall'Acquario che parte uno dei vostri migliori amici zodiacali. Cercate quindi di rinvigorirvi delle energie solari aspettando che Giove la smetta di essere così impietoso. Capricorno, oggi è l'ultimo giorno del Sole in vostra compagnia, trasmigrerà infatti in serata in Acquario. Il Sole vi ha dato coraggio ed energia e quindi adesso godetevi i frutti di tutto questo, tutto è a posto. Dalla prossima settimana in poi dovete pensare un po' a mettere le prospettive in chiaro. Acquario, arriva il Sole a darvi forza, energia e vigore, si associa a Plutone, quindi un vulcano di creatività, ma soprattutto di passione e di intensità affettiva. Preparatevi a uno dei mesi più intensi della vostra vita. Pesci, giornata oggi che vede l'ingresso del Sole in Acquario, è un Sole che vi rende più emotivi, più empatici, a volte anche un po' pensierosi, ma soprattutto con una voglia di fare chiarezza intorno a voi su quello su cui vorreste o ritenete opportuno intervenire. Non mi mancherà assolutamente la parola chiara che userete e metterete a disposizione di tutti quelli che amate. Il 19 gennaio del 1955 il gioco dello scarabeo, un'evoluzione delle parole crociate, debutta nelle case italiane. Inventato nel 1931 da un architetto americano disoccupato, Alfred Butz, era ispirato al racconto di Edgar Allan Poe, Lo scarabeo d'oro. In Italia arriva con una versione creata dal giornalista Aldo Passetti. Oggi è possibile giocare anche online. Capro espiatorio. Questo modo di dire indica chi viene accusato di colpe che non ha commesso per liberare gli altri dalle loro responsabilità. L'origine di questa espressione si trova nella Bibbia, nel libro del Levitico, dove si racconta che gli ebrei, nel giorno dell'espiazione, offrivano 2 capri a Dio. Uno veniva sacrificato sull'altare, l'altro veniva mandato nel deserto con tutti i peccati del popolo addosso. Il primo capro era detto espiatorio, il secondo emissario. Oggi usiamo questo modo di dire quando vogliamo indicare una vittima innocente che subisce le conseguenze al posto dei veri colpevoli.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è lo scrittore Edgar Allan Poe, iniziatore del racconto poliziesco e della letteratura horror. Ebbe un'infanzia tragica, segnata dalla morte della madre, e un'adolescenza turbolenta caratterizzata dall'uso di alcol e stupefacenti. Aveva sposato la cugina Virginia di soli 13 anni, malata di tisi. Dopo la sua scomparsa, molte donne provarono a consolarlo, ma non ci riuscirono. Ci salutiamo con la frase del giorno. Edgar Allan Poe diceva: quelli che sognano a occhi aperti sono a conoscenza di molte cose che sfuggono a chi sogna addormentato. Oggi è domenica, quindi ricaricate le pile per la prossima settimana, da iniziare come sempre con il nostro immancabile appuntamento dell'almanacco. Buona domenica dalla vostra Martina.